siamo convinti che Marianna non la troveranno. Per Dio, l'1% può starci, una percentuale. Però insomma trovare degli indizi che ci possano aiutare a capire se seriamente Marianna è passata in questi luoghi. La certezza che sfuma in speranza dei genitori di Mary, quella che lei non sia in una delle 30 cave che da oggi vigili del fuoco e forze dell'ordine passeranno al setaccio in cerca di indizi utili a ritrovare la ragazza, che sia uno dei cellulari o la bici mai ritrovati dal momento della scomparsa. Ognuno di questi sarebbe un elemento importante. Purtroppo infruttuosa la prima parte delle ricerche presso le cave di Via Sile a Salvarosa. I nostri sommozzatori che stanno guardando anche le rive quelle ancora un po' più non battute a vista e tutte le rive quelle dove c'è anche un po' di vegetazione per scongiurare ogni possibile rinvenimento che si potesse fare. Una quarantina di uomini tra volontari, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, forestale. La pioggia non ha fermato le ricerche, ma per i genitori si dovrebbe cercare anche sotto il pelo dell'acqua. Sarebbe molto importante entrare anche e vedere cosa c'è sotto il livello dell'acqua, però noi ci battiamo, lo diciamo in continuazione e poi decideranno loro. Ulteriori verifiche anche al vicino Golf Club, dove Marianna a febbraio dello scorso anno è stata vista viva l'ultima volta. Ma i cani molecolari della finanza oggi sono tornati anche a casa di Renzo Curtolo, il vicino dei Cendron, che in casa sua ospitò per un mese Marianna e che ha sempre dichiarato di non sapere nulla della sua scomparsa. Una giornata intensa per il personale coinvolto, ma infruttuosa. Domani si riprenderà dalle cave C8 di Vedelago. Intanto i genitori di Mary tengono accesa la fiamma della speranza, organizzando una festa il prossimo 29 novembre, giorno del 20° compleanno di Marianna.